Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento di Dentro e Fuori i Musei Civici. Mi ripresento, sono Claudia Pacciarelli, sono storica dell'arte e operatore museale presso i Musei Comunali di Ancona, ovvero Pinacoteca Civica e Museo della Città, gestiti entrambi dalla Società Cooperative Macchine Celibi di Bologna. Oggi questa visita virtuale fatta comodamente da casa verterà su un importantissimo artista del Cinquecento, un importante non soltanto per la storia dell'arte, ma anche per la nostra città di Ancona, in quanto ha lasciato due immemorabili capolavori. Sto parlando di Lorenzo Lotto. Di lui il grande critico d'arte Bernard Berenson scrisse: per capire il Cinquecento, conoscere Lotto è importante quanto conoscere Tiziano. E questo è proprio vero, perché Lorenzo Lotto appartiene a quella grande schiera di artisti che fecero grande la stagione del primo Cinquecento veneziano, esponenti quali Giorgione, Tiziano, Sebastiano del Piombo. Lorenzo Lotto nacque a Venezia nel 1480 circa, ma la sua indole originale anticonformista lo portarono ben presto fuori dalla sua città natale. Una vicenda pittorica esistenziale la sua lontana dalla città natia, in zone cosiddette periferiche rispetto ai grandi centri di produzione artistica, città come Treviso, Bergamo, piccole realtà delle Marche, ambiti periferici sì, ma consapevolmente scelti in controtendenza rispetto alla grande invece produzione artistica a Roma o a Venezia. L'argomento della sua formazione è oggi oggetto di sole supposizioni, in quanto non possediamo documentazione certa. Probabilmente potrebbe essere avvenuta all'interno delle botteghe di Giovanni Bellini o Alvise Vivarini, per via di motivi iconografici e compositivi simili e diffusi in tale botteghe. Oppure uno sguardo sarà stato rivolto alla coeva pittura nordica. Dürer, infatti, ricordiamolo, era venuto personalmente a Venezia in 2 soggiorni, ma le sue incisioni comunque avevano una vastissima circolazione, così come le opere e le incisioni di Andrea Mantegna. Se l'argomento della sua formazione naviga nell'incertezza, al contrario la vita e la carriera di Lorenzo Lotto sono ben documentate. E ciò non si deve, come per la maggior parte degli artisti rinascimentali, alle sole biografie vasariane, che anzi gli riserva fondamentalmente un breve spazio all'interno della biografia di Palma il Vecchio e che è in buona sostanza responsabile della sottovalutazione dell'artista per più di 3 secoli, bensì ad un corpus considerevole di opere superstiti, circa 190 tra pale d'altare, quadri devozionali, ritratti e anche poi di quanto di scritto egli ci ha lasciato. In particolare si tratta di corrispondenze tra varie committenti, con confraternite e potentati locali. Prezioso è anche il suo testamento, redatto il 25 marzo del 1546, il quarto ma l'unico a noi noto, e soprattutto il libro di spese diverse, che è una sorta di registro contabile dell'attività di bottega di Lotto, strutturata come una rubrica, una sorta di partita doppia delle entrate e delle uscite, che Lotto tenne negli ultimi 2 decenni della sua esistenza e che presenta fedelmente la dimensione artistica e sociale in cui Lorenzo Lotto ha agito nella fase finale della sua vita, caratterizzata prevalentemente da continui spostamenti tra Venezia e le Marche. Ritrovato nel 1892 nell'archivio della Santa Casa di Loreto, venne trascritto e pubblicato da Adolfo Venturi nel 1894. Sono seguite a questo poi altre edizioni e recentemente è stato studiato sia dal punto di vista formale che dal punto di vista contenutistico dallo studioso dell'arte nonché professore Francesco De Carolis, con l'aggiunta di commento e apparati, dando così un ulteriore supporto alla consultazione e soprattutto alla comprensione di questa preziosissima fonte. Lorenzo Lotto figura per la prima volta come pittore, come maestro Lorenzo de Pentor, già nel 1498 e in alcuni documenti trevisani del 1503. A Treviso entra in rapporto con il vescovo locale Bernardo de Rossi da Parma, per il quale gli realizzerà anche un austero severo ritratto. Qui, grazie a questo prestigioso patronato, riceve remunerative commissioni, venendo definito sin da subito Pictor Celeberrimus.
Dalla Marca di Treviso, ma più o meno negli stessi anni, Lotto è a Recanati, una piccola cittadina di provincia, ma centro di una fitta rete commerciale di traffici in virtù della sua fiera, ma anche importante rete politica per il potere esercitato dal vescovo sulla Santa Casa, che costituiva, come tutt'oggi, una prestigiosa meta di pellegrinaggio. Per i notabili della Chiesa dei Domenicani, Lorenzo Lotto esegue il Polittico di San Domenico, il primo di una serie di capolavori che Lorenzo Lotto realizzerà per le cittadine delle Marche, ed è una sorta di pantheon, dei santi e delle potestà tutelari dell'ordine dei Domenicani, ma anche della stessa città di Recanati. Recanati nelle Marche è terra del Papa e quindi il migrante Lotto arriva nei medesimi anni o pochissimo dopo a Roma, chiamato da Papa Giulio II per lavorare nel cantiere delle stanze vaticane. Ciò che qui maggiormente mette in crisi i suoi assunti ideologici e stilistici è indubbiamente il confronto diretto con Raffaello, al quale verrà affidata per intero la responsabilità delle stanze vaticane. Anche se l'inserimento del pittore nel contesto romano non ebbe l'esito da lui sperato, in quanto il suo lavoro non incontra il favore di Giulio II, la suggestione, di quegli ambienti e il contatto con gli artisti, ma soprattutto con l'urbinate, saranno per lui indimenticabili e si rifletterà nelle opere successive, come dimostra ad esempio la trasfigurazione di Cristo per la chiesa di Santa Maria di Castelnuovo a Recanati, oppure nella deposizione di Cristo a Iesi, una sorta di rielaborazione più drammatica, più densa, più sofferta, in qualche modo più religiosa, della famosa deposizione di Raffaello alla Galleria Borghese. La strada che dalle Marche porta alla Lombardia è lunga e Lorenzo Lotto la percorre giungendo a Bergamo, dove realizzerà una delle opere più significative del sereno e creativo periodo bergamasco, ovvero l'imponente pala per la chiesa di San Bartolomeo, che porta il nome del nobile Alessandro Martinengo Colleoni, cioè la Pala Martinengo, databile 1513-1516. Bergamo negli anni dell'Otto faceva parte del dominio di San Marco, era parte dei possedimenti di terraferma della Serenissima, quindi terra di confine tra Venezia e il Ducato di Milano. Quindi non sarà stato difficile per lui poter ritornare nella città natale. Alla fine del 1525, dopo circa 20 anni di assenza, Lotto decide di ritornare a Venezia. Ma qui l'astro nascente di Tiziano, con la sua pittura così sensuale e gioiosa, gli preclude i favori della committenza pubblica, e dove la sua attività fu essenzialmente confinata nell'ambito delle commissioni private, ottenendo come unico incarico pubblico la pala con la gloria di San Nicola per la chiesa di Santa Maria dei Carmini. Qui rimane per poco tempo e nel corso degli anni 30 del Cinquecento Lotto rinsalda i rapporti con i committenti marchigiani e lo farà per 2 soggiorni, in tutto saranno 4, rapporti molto intensi, continui, ripetuti, che permetteranno di realizzare opere che ben si adattano allo spirito dei luoghi, degli ambienti, che forse saranno intellettualmente meno sofisticati di quelli veneziani o romani, ma sono anche ambienti meno costrittivi, più disponibili quindi ad accogliere, ad apprezzare le sperimentazioni lottesche di una pittura, non in linea con alcuno dei canoni figurativi dominanti. Nascono così memorabili pale d'altare, come ad esempio la pala di Santa Lucia e la Madonna delle Rose di Iesi, la splendida crocifissione di Monte San Giusto, il San Cristoforo tra i santi Rocco e Sebastiano di Loreto, l'Annunciazione di Recanati, la Madonna del Rosario di Cingoli e la Sacra Conversazione di Ancona, cioè la pala dell'Alabarda. Fin dal 1534 Lotto risulta essere abitante ad Ancona, probabile sua base di lavoro negli anni 30. All'epoca la città aveva acquistato potere in quanto porto principale più importante dello Stato Pontificio, quindi scambio soprattutto con l'Oriente, e il pittore vi risulta perfettamente inserito e a contatto con le famiglie e i personaggi più influenti della città, nonché con i mercanti attivi tra Venezia e il porto dorico. Poco prima che Lotto fosse qui documentato, però, la città di Ancona visse una pagina di storia drammatica.
Nel 1532 perse il suo status di repubblica e venne assoggettato al dominio diretto della Santa Sede, subendo però la breve e spietata tirannia del cardinal legato Benedetto Accolti e del suo vice Bernardino Castellari, detto Bernardino della Barba. Su indicazione di Papa Clemente VII, Accolti conferì al Castellari il compito di recuperare allo Stato Pontificio la Repubblica di Ancona. Il 20 settembre 1532 le truppe dell'Accolti invasero e misero a sacco il Palazzo degli Anziani, esautorando la città così da ogni prerogativa autonomistica e attuando una politica ferocemente antipatrizia. L'occupazione di Ancona venne vissuta del patriziato mercantile della città come la fine delle libertates locali e la resistenza venne soffocata nel sangue, terminando con il triste epilogo nel marzo 1534 dell'uccisione di 5 nobili e con l'esilio imposto a 64 di loro. Con l'insediamento di Papa Paolo III, poi, la tirannia si concluse. L'Accolti venne allontanato e sottoposto a processo e il nuovo pontefice, pur mantenendo Ancona allo stato della Chiesa, restituiva comunque al suo ceto nobile alcune delle funzioni di governo sottrattigli precedentemente, concesse notevoli privilegi anche al porto e soprattutto favorì il rientro degli esuli ad Ancona. Ed è in questo clima di solida normalizzazione che si inserisce la Pala della Labarda, realizzata da Lotto 6 anni dopo quei terribili fatti. L'opera era destinata alla chiesa di Sant'Agostino, il grande e ricco complesso monastico nel centro città che venne rinnovato nel Settecento da Luigi Vanvitelli e soppresso durante il periodo post-unitario, trasformandolo in sede della caserma Cialdini. Oggi è sede della Marina Militare ed è sede della Sala Museale Contrammiraglio Guglielmo Marconi, dedicato alle storie delle telecomunicazioni e della radio. Però dell'antico complesso ci resta il bellissimo portale gotico rinascimentale di Giorgio da Sebenico, Giorgio Orsini, artista dalmata, decorato con tradizionali stilemi iconografici legati all'iconografia agostiniana. Costituitasi la Pinacoteca Civica nel 1884 nei locali dell'ex convento di San Domenico, l'opera, come altri capolavori della chiesa di Sant'Agostino, entrò a farne parte ed entrò come deposito del marchese Alessandro Nembrini Gonzaga. Il contratto di committenza per la Pala della Labarda, ritrovato nel 1991 presso l'Archivio di Stato di Ancona, fu rogato dal notaio Angelo Cicconi il 1 agosto 1538, su commissione di Simone Giovannino Pizzoni, cittadino di Ancona ma originario di Bergamo, esule durante la tirannia dell'Accolti e parente del protonotario Giovanni Maria Pizzoni, di cui Lotto eseguì negli stessi anni un ritratto. Alla stipula del contratto erano inoltre presenti anche dei testimoni, tra i quali figura il maestro Giovanni del Coro, architetto anconetano, incaricato nell'esecuzione di diverse cornici, tra le quali anche per quest'opera, collaboratore e amico del maestro veneziano, a cui resterà legato negli ultimi 10 anni di vita, tanto che Lotto lo nominò suo procuratore, incaricandolo nella vendita dei suoi dipinti. Nel contratto viene descritta anche nel dettaglio l'iconografia del soggetto, ovvero la Madonna col bambino incoronata d'angeli in volo. Doveva essere attorniata dai santi Stefano, Giovanni Evangelista, Simon Giuda e Lorenzo. Nella lunetta la rappresentazione dello Spirito Santo e nella predella le storie di Sant'Orsola e il suo corteo, con ai lati gli stemmi della famiglia Pizzoni, così come possiamo vedere nella ricostruzione. L'impianto monumentale si rifà alla tradizione delle sacre conversazioni venete, ma qui l'impostazione è molto più semplificata e è caratterizzata da un sottile gioco di sguardi e di gesti in cui ogni personaggio ha un significato e un ruolo ben preciso. Una composizione inoltre sapientemente messa in risalto da un ricco e elaborato gioco di luce ed ombre. La Vergine è avvolta in un manto azzurro, con lo sguardo rivolto verso il basso, mentre sostiene il bambino che si dimena sulle sue ginocchia. È seduta al centro su di un altissimo trono, posto su una scalinata in pietra, dove è ben leggibile al centro la firma dello stesso artista.
Nello spazio del piano inferiore invece i 4 santi sono disposti a semicerchio, rivolti con il corpo verso il gruppo della Vergine e del Bambino, rappresentati insieme ai propri attributi iconografici e contraddistinti da vesti di colori accesi e contrastanti. I 2 santi invece ai lati della tela, oltre che a costituire le quinte di una scena, sottolineano anche la destinazione anconetana della pala, richiamando il culto cristiano delle origini. Entrambi infatti sono legati alla prima diffusione del cristianesimo ad Ancona. Santo Stefano sulla sinistra è protomartire della fede cristiana, identificato dalle pietre del martirio sulla spalla destra, rimando anche all'antica tradizione del sasso che da Gerusalemme venne trasportato ad Ancona, per la quale venne edificata la prima basilica della città sul Colle Astagno. Dalla parte opposta San Lorenzo, reggente la gigantesca graticola che lo sovrasta, ed è in riferimento alla basilica paleocristiana del IV secolo, a lui dedicata sul Colle Guasco, quella che poi diventerà l'attuale basilica di San Ciriaco. San Giovanni Evangelista, invece, avvolto nella sua veste rossa, è l'interlocutore del Cristo bambino. La penna, l'eloquente gesto dello scrivere, il libro sostenuto con la mano sinistra e l'immancabile aquila ai suoi piedi sottolineano il suo compito di scrittore e di teologo, colui che in esilio, così come il committente, scrisse la visione dell'Apocalisse. E infine a destra San Simon Giuda, eponimo del committente, che si volge verso l'osservatore ponendosi quasi come intermediario tra chi osserva e la sacra rappresentazione, con un'espressione di sicurezza, di fierezza, mentre si appoggia pesantemente con tutto il corpo ad una grande alabarda che è simbolo delle armi degli anzichenecchi, i difensori del Papa, che però qui è capovolta e spezzata all'estremità, come ad indicare l'usurpatore sconfitto e la fine della tirannia. Per questa figura esiste anche un interessante disegno preparatorio che oggi è conservato al British Museum di Londra ed è un esempio anche delle abilità disegnative di Lorenzo Lotto. La lunetta originaria dell'opera, raffigurante le 7 testine di cherubini in volo intorno alla colomba dello Spirito Santo, dopo essere stata eliminata nei secoli passati per adattare il quadro alle diverse collocazioni e alle diverse sedi della Pinacoteca, venne identificata nel 1994 presso il convento dei Domenicani e ricongiunta alla pala nel 2005. Restaurata magistralmente da Carlo Giantomassi e Donatella Zari nel 1991, la pala dell'alabarda è ancora oggi un'opera di grande potenza e un'opera di grande modernità. Tanto che recentemente, nel 2008, in occasione della manifestazione di arte contemporanea Pop-Up, l'artista toscano Ozmo ha citato proprio la pala dell'alabarda all'interno della sua opera Holy Mother and Child with Upside Down Heads, tuttora visibile sul muro di via San Martino ad Ancona. Dall'inizio del nuovo decennio le tappe e la vita di Lorenzo Lotto si fanno, e i dati sulla sua attività si fanno più numerosi e puntuali, grazie alle registrazioni sul libro di spese diverse. La sua attività si articola in una serie di spostamenti che lo portano da Venezia a Treviso, di nuovo nella città lagunare e lo riportano nelle Marche. Nell'arco di pochi anni, dal 1547 al 1549, Lotto è impegnato nella realizzazione di 2 pale di altare di analogo soggetto e struttura compositiva. La pala dell'Assunta di Mogliano per la chiesa di Santa Maria della Piazza e l'Assunzione della Vergine per la chiesa di San Francesco alle Scale ad Ancona. La richiesta per la realizzazione di una pala raffigurante l'Assunta per l'altare di Lorenzo Todini, questo mercante, abile diplomatico, personaggio di spicco della nobiltà anconetana e sepolto qui nell'aprile del 1549, venne da uno dei coeredi, ovvero da Giovanni Francesco Todini. Commissione questa che permetterà a Lorenzo Lotto di ritornare nella nostra città per dipingere l'opera in loco e di non inviarla, come era solita la prassi, per via mare, a
causa delle grandi dimensioni della pala, stabilendosi insieme ad altri collaboratori presso il convento dei frati minori conventuali, ai quali nel 1550 aggiungerà l'allievo Durante Nobili da Caldarola, già suo collaboratore e allievo per la pala di Mogliano. Se l'ispirazione di questa grande tela è sicuramente l'Assunta dei Frari realizzata da Tiziano, questa che realizza Lotto è invece una composizione più schiettamente devozionale e soprattutto più semplificata, rispondenti forse ai dettami della Controriforma, in base alle quali le opere figurative dovevano essere comprensibili a tutti, quindi dovevano invitare alla riflessione e al culto. E rispondendo a questi canoni, Lotto procede proprio per via di riduzione, quindi eliminando dalla rappresentazione ogni particolare accessorio, isolando la figura della Vergine come fulcro dell'intera composizione. La Vergine infatti è ritta in piedi, trasportata in alto da un coro di angeli con le braccia aperte e lo sguardo rivolto verso il cielo, verso quella nube rosa che rappresenta la luce emanata da Dio che la sta chiamando al suo cospetto. Sotto di lei invece gli apostoli, rapiti dal miracolo dell'Assunzione, che sono caratterizzati da un gesticolare tra il meravigliato e lo smarrito, che circondano quel sepolcro vuoto in cui affiora il particolare poetico dei petali di fiori, che è l'unico, l'unico segno del passaggio umano di Maria. I colori però in quest'opera si smorzano su tonalità, come vediamo, più pacate, più deboli, quasi più malinconiche, probabilmente anche a sottolineare il momento esistenziale ed intimo dello stesso artista. Il periodo anconetano tra il 1549 e il 1552 portò non soltanto commissioni di prestigio, ma anche amare delusioni, già riscontrate precedentemente nel suo soggiorno a Venezia. Lotto ad Ancona non incontrerà il successo tanto sperato e, versando in uno stato economico non molto favorevole, ricorrerà ad intermediari suoi amici, quali Jacopo Sansovino a Venezia o Petruccio Petrucci a Roma, per la vendita di suoi dipinti in piazze più vantaggiose. Non pago organizza addirittura ad Ancona nell'agosto del 1550 un'asta pubblica, una specie di lotteria, presso la loggia dei mercanti, per tentare di piazzare direttamente i suoi dipinti, circa 16, e 30 cartoni preparatori. L'asta gli avrebbe permesso di pubblicizzare la sua presenza in città, di risollevarsi economicamente, ma soprattutto moralmente. L'operazione, dalla quale si aspettava di ricavare almeno 400 ducati, fu un vero fallimento e Lotto ne racimolò appena 39 scudi, vendendo solamente 7 quadri. Un uomo solo, deluso, che si sente sull'orlo della miseria. È Lorenzo Lotto che si stabilisce a Loreto. Un'ultima possibilità di superare le difficoltà materiali venne proposta a Lotto da un suo concittadino, il protonotario apostolico veneziano Gaspare de Dotti, governatore della Santa Casa di Loreto, il quale nel 1552 commissiona al pittore una serie di sibille e profeti a monocromo per la navata della Basilica Lauretana, proponendo all'artista il trasferimento a Loreto, dove avrebbe vissuto a spese del santuario in cambio di lavori e opere di pittura. L'8 settembre 1554 Lorenzo Lotto fa atto di oblazione perpetua presso la Santa Casa di Loreto, assumendo il ruolo, mai più replicato in seguito, di pittore del santuario. Vivrà ancora 2 anni attivi e forse anche i più sereni, dipingendo per i confratelli della Basilica e conoscendo e misurandosi con giovani artisti attivi contemporaneamente a lui a Loreto. Un ultimo capolavoro però illumina l'attività estrema del pittore. Si tratta della presentazione di Gesù al Tempio ed è parte di una serie di tele di storie con l'infanzia di Cristo, in origine posta sopra gli stalli del coro dell'abside della Basilica Lauretana e oggi invece presso il Museo Pontificio della Santa Casa. L'opera è quasi un testamento spirituale, è la conclusione di un percorso sia artistico ma anche di una vita. È una pittura, possiamo vedere, sgranata, una pittura essenziale, ma al tempo stesso molto innovativa.
Ci sono infatti dei volti di donna che fanno pensare alle pitture di Goya, tanto anticipano il tempo storico. In alto a destra vi fa capolino una figura di vecchio dalla lunga barba, nella quale si è voluto riconoscere il pittore nel suo estremo saluto. È questa una visione che si sta dissolvendo ed è una vita che sta per concludersi. In una data di fine autunno del 1556, l'Otto si spegne, solo, con le ombre dei suoi ultimi e commoventi dipinti. Per concludere possiamo dire in definitiva che Lorenzo Lotto è stato un pittore migrante, girovago, la sua vita, il suo destino, il suo pellegrinare per città, per paesi dell'Italia è la metafora anche della sua condizione esistenziale, dovuta fondamentalmente alla sua incapacità di cedere a compromessi in campo artistico. La sua figura, dopo anni di oblio, venne riscoperta nell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento, dal grande critico d'arte Bernard Berenson, che ripercorse gli itinerari del pellegrinare di Lorenzo Lotto, svelando a poco un artista rinascimentale eccellente. Negli ultimi decenni poi le mostre dedicate al pittore o riferite all'attività locale del maestro sono state numerosissime. Dopo il successo della recente mostra Lorenzo Lotto, Richiamo delle Marche, tenutasi nel 2019 presso il Palazzo Bonaccorsi, sede del Museo Civico di Macerata, la Regione Marche, assieme ai promotori dell'iniziativa e ai rappresentanti della rete museale delle città lottesche, hanno promosso lo sviluppo di un itinerario nel territorio, nelle città che custodiscono i capolavori del maestro veneziano, ed il conseguente ripristino del biglietto unico, che permette l'accesso ai musei e alle chiese di 8 diverse località marchigiane: Ancona, Cingoli, Iesi, Loreto, Mogliano, Monte San Giusto, Recanati ed Urbino, luoghi dove oggi si conservano circa 25 capolavori di Lorenzo Lotto. Un vero e proprio museo Lotto da scoprire e da riscoprire. Bene, io mi fermo qua, spero che abbiate gradito questa visita virtuale, questa conoscenza di Lorenzo Lotto. Vi saluto a tutti e vi do appuntamento ai prossimi appuntamenti con Dentro e Fuori i Musei Civici. Un bacio!